E noi per essere primi della classe ci tagliamo sempre qualcosa. Il gioco di parole è più che mai calzante, considerato che il taglio in questione è sugli insegnanti della comprensiva di Vidor, con il risultato di avere aule vuote e chiuse ed altre con numeri impegnativi per numero di alunni. Noi abbiamo le scuole, sono abbastanza nuove, una è stata inaugurata 3 anni fa e una 8 anni fa, però allora quel decreto ministeriale di quel periodo diceva che per le scuole elementari hanno 26 bambini, anzi 25 per le elementari e 27 per le scuole medie, quindi noi abbiamo fatto le scuole con quei criteri, non con altri. Tra l'altro la ristrutturazione e le nuove costruzioni hanno portato ad una spesa complessiva di oltre 5 milioni di euro tra scuole, palestre e viabilità relativa. Denaro che ora con il ridimensionamento scolastico rischia di diventare inutile. Così sindaco e genitori sono andati al Sant'Artemio prima per parlare, poi per protestare col provveditore, che al momento resta irremovibile. Solo una prima elementare e solo una prima media. E noi come amministrazione andremo a chiedere al dirigente scolastico di Valdobbiadene una proroga di queste 2 classi per ambito e vediamo se ce la dà. Insomma, si mette di mezzo la burocrazia, diciamocelo chiaramente. Ma diciamo, burocrazia sì, purtroppo siamo in mezzo, stiamo navigando nella burocrazia purtroppo, anzi stiamo quasi affogando. E quando si sta affogando non resta che chiedere aiuto. Questo è il pensiero fatto dai genitori e rivolto al governatore del Veneto Luca Zaia. Abbiamo battuto tutte le strade, siamo andati, abbiamo chiesto incontri con tutti gli uffici possibili, purtroppo sono muri che non riusciamo ad abbattere, chiediamo che lui, che è quello diciamo, al livello nostro di regione, il più alto come rappresentante, ci dia una mano e intervenga dove ha la possibilità di intervenire per risolvere questa questione che ci sta a cuore.